In Veneto noi quantifichiamo la platea dei lavoratori ultra cinquantenni non ancora vaccinati nell'ordine di circa 70-80 mila. Quindi parliamo di un numero che peraltro si è ridotto significativamente nelle ultime settimane, non irrilevante sicuramente, ma non tale da far presagire contraccolpi pesanti. Ripercussioni serie ma non pesanti per il segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari. La situazione, nonostante qualche assenza, è comunque sotto controllo in tutti i settori della produzione industriale della nostra regione. Da oggi gli ultra cinquantenni senza il Super Green Pass, che si ottiene solo con vaccino o guarigione e non con tampone, non potranno lavorare. Senza la certificazione risulteranno assenti ingiustificati, rischiando una multa tra 600 e 1500 euro. La CGIL si è battuta fin da subito per un obbligo vaccinale generalizzato. Lo devono fare per la tutela della loro salute personale innanzitutto, per dare un contributo al contenimento del virus che gira ancora e che purtroppo sta mettendo enormemente sotto pressione le nostre strutture sanitarie e lo devono fare anche per una ragione economica. Si va incontro alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Gli over 50 non vaccinati si vedranno recapitare una sanzione direttamente erogata dall'Agenzia delle Entrate che attraverso l'incrocio dei dati provinciali dei centri vaccinali capirà a chi spedire la sanzione. Purtroppo la pandemia non è finita. Noi tutti ci auguriamo che dopo questa fiammata si apra una stagione di convivenza più sostenibile con questo virus, ma alzando lo sguardo e guardando alla prospettiva dobbiamo prendere atto che dovremmo convivere molto a lungo con questo virus in maniera endemica e anche in questo senso è necessaria l'immunizzazione di quante più persone possibile, anche perché non solo non ci dimentichiamo, ma noi non accettiamo che ogni giorno centinaia di persone muoiano a causa di questo maledetto virus.